Ok, questa sera, sempre a proposito di ricette semplici e veneziane, prepariamo i fagioli con la cipolla. Allora, cominciamo. Prendiamo una pentola. Nella pentola, con i bordi alti, mettiamo 2 litri d'acqua. I fagioli sono un alimento molto nutriente, presente in abbondanza nella cucina veneziana. I fagioli con la cipolla possono essere usati come contorno, come piatto unico, oppure, come succede spesso a Venezia, come un cicchetto da mangiare così, accompagnato con un'ombra. Paolo ha messo i 2 litri d'acqua, ha acceso il fuoco. Adesso prepara una carota. Noi usiamo il pelapatate per togliere la parte esterna della carota. Ci sono tanti modi per togliere questa parte esterna: il pelapatate, il coltello, e ultimamente abbiamo scoperto che c'è anche un guanto per pulire le carote, ma noi restiamo affezionati al nostro pelapatate. Poi prendiamo una cipolla e togliamo la parte esterna. Attenzione, cipolla bianca, in genere è quella più forte, qui si rischia di piangere parecchio, quindi attenzione. Avevo letto da qualche parte che un metodo per evitare di piangere era di usare un coltello bagnato. Ci ho provato più e più volte, ma senza grande successo. Ecco, adesso Paolo sta piangendo. Dentro l'acqua fredda mettiamo la cipolla e la carota tagliata in qualche pezzo. Bene, chiudiamo col coperchio e lasciamo sul fuoco fino a quando bolle. Ora è il momento dei fagioli. Servono circa 400 g di fagioli freschi. Ecco, questi sono un po' di fagioli freschi, pochi. Ok, adesso Paolo li sgrana. Passo da quest'altra parte. Paolo sgrana i fagioli. Si possono usare in alternativa anche i fagioli secchi. Ovviamente i fagioli secchi andranno messi a bagno per tempo. Per tempo significa circa 12 ore prima. Considerando che i fagioli aumentano leggermente di peso, forse ce ne vogliono un po' meno di 400 grammi, però fate voi, non cambia molto. Ok, Paolo sgrana i fagioli. Bene, basta così, e abbiamo 400 grammi abbondanti. Adesso aspettiamo che l'acqua bolla e quando bolle buttiamo dentro i fagioli nell'acqua. Noi ovviamente ci siamo già presi un pochino avanti e abbiamo già in un'altra pentola i fagioli pronti. I fagioli qui stanno bollendo e ormai sono pronti.
Bene, adesso Paolo scola i fagioli. Ok, Paolo si muove con attenzione, mette un po' di acqua fredda per bloccare la cottura ed ecco i nostri bei fagioli. I nostri bei fagioli cotti. Li lasciamo lì a riposare un po', a raffreddare un po'. Adesso prepariamo dell'altra cipolla. Servono 2 cipolle, sempre cipolle bianche, quelle più saporite. Come prima togliamo la pelle esterna, ottimo. Poi la cipolla va tagliata a pezzi e messa nel tritatutto. Adesso Paolo taglia mezza cipolla e la mette nel tritacipolle. Anzi, ho messo una cipolla intera. No, il contrario. Ok. Adesso Paolo trita. No, no, ok, così. Oh, aspetta. Oh. Benissimo. Ok, va bene così, non deve essere troppo fine. A questo punto facciamo la stessa cosa con l'altra cipolla. Noi ci siamo presi avanti e la cipolla l'abbiamo già preparata prima, perché oltre alle 2 cipolle bianche bisogna anche mettere mezzo cucchiaio di zucchero, anzi mezzo cucchiaino di zucchero. Paolo questo mezzo cucchiaino di zucchero l'ha già aggiunto circa mezz'ora fa. Ok, quindi qui Paolo ha messo 2 cipolle bianche tritate e mezzo cucchiaino di zucchero e lo ha lasciato riposare per circa mezz'ora. Adesso passiamo a preparare il trito di prezzemolo e aglio. Ecco, forse è un po' troppo quel prezzemolo. Cosa dici Paolo? No, fai tutto? Così, va bene. Allora Paolo trita il prezzemolo con la mezzaluna. Noi abbiamo una mezzaluna tecnologica, doppia, non compratela, è scomodissima. Tutto il prezzemolo si blocca in mezzo. Si blocca in mezzo, esattamente. Fra le 2 lame. Fra le 2 lame. Si blocca in mezzo fra le 2 lame e quindi bisogna sempre star lì a toglierlo. Prendiamo uno spicchio d'aglio, ecco Paolo pulisce l'aglio, pulisce lo spicchio d'aglio, toglie la parte esterna.
benissimo, lo affetta e lo mette insieme al prezzemolo. Adesso trita ancora un po' tutto insieme. Il tutto va tritato bene, finemente. Paolo trita tutto finemente. Paolo odia ancora più di me questa mezzaluna. È un regalo che gli ho fatto, proprio perché gli piace tritare il prezzemolo. Bene, siamo a buon punto. Ok. Ok. Adesso Paolo prende la terrina. Aspetta, sì, ok, e ci mette dentro i fagioli, sì, dentro la terrina, sì, senza la carota e senza la cipolla. La cottura dei fagioli dura circa 40 minuti, poi naturalmente l'importante è assaggiarli e è preferibile che i fagioli rimangano al dente, anche se c'è chi li preferisce molto più cotti. A questo punto aggiungiamo la cipolla e il prezzemolo. Bisogna aggiungere un po' di aceto e di olio alla cipolla o successivamente? Dopo. Allora versiamo la cipolla. Vi ricordate la cipolla con lo zucchero? Abbondante? È abbondante, sì. Penso basti, no, basta così. Erano cipolle grandi le nostre. Basta così. Mettiamo il trito di prezzemolo, anche qui abbiamo un po' abbondato. Meglio abbondare. Sì, melius abundare quam deficere, dicevano gli antichi. Così può bastare. Ok, bene. Adesso il condimento prevede il sale, anche qui a gusto. Quanto basta? Esatto. Noi avevamo preso i soffi di sale di Marsala, della salina di Marsala. Un sale speciale. Poi ci vanno 2 cucchiai di aceto bianco. Ecco, Paolo mette 2 cucchiai, 1, 2 cucchiai di aceto bianco e per ultimo ci va l'olio, qui a piacere. A Daniela piace molto l'olio, quindi abbondiamo. Fa parte della ricetta. La ricetta prevede abbondante olio, quindi questa è proprio una ricetta giusta per me. Quindi mescoliamo. Mescoliamo il tutto. E lasciamo riposare per qualche ora. È importante lasciare riposare per qualche ora perché in questo modo i gusti si amalgamano. I gusti si amalgamano. Esattamente. Bene. Anche qui vi diremo le nostre impressioni. Grazie Paolo.